Giorgio De Chirico, tra il 1910 e il 1914, esprimeva il proprio pensiero in questi termini. Il fatto dell'innocenza. Ci sono degli uomini che non conoscono la terribilità dei segni e degli angoli e sono portati verso l'infinito. In ciò si manifesta la limitatezza del loro spirito, chiuso nello stesso cerchio come un intelletto femminile o infantile, chiuso nel proprio cerchio uno spirito limitato come un intelletto femminile o infantile. Ma noi, prosegue De Chirico, che conosciamo i segni dell'alfabeto metafisico, sappiamo quanta gioia e quanto dolore siano racchiusi in un portico, nell'angolo di una strada, oppure in una stanza, sulla superficie di un tavolo e tra le pareti di una scatola. Sappiamo e costruiamo in pittura la nuova psicologia metafisica delle cose. Otto Weininger, il filosofo, ci ha lasciato alcune riflessioni profonde sulla metafisica geometrica. L'angolo del cerchio può essere bello come ornamento, ma questo non significa che esso sia perfetto. D'una completezza al di sopra di qualsiasi critica, come il serpente di Midgard che chiude il mondo in un circolo. A raccontarci questo pensiero discutibile sull'intelletto infantile e soprattutto femminile è Isabella Farr, la moglie di Giorgio De Chirico, in questo saggio pubblicato a Roma nel 1967 per Fabbri Editori, la monografia di Giorgio De Chirico. E c'è proprio questo passaggio che, ripeto, in ciò si manifesta la limitatezza del loro spirito, chiuso nello stesso cerchio come un intelletto femminile o infantile. È interessante nel 2020 vedere come la sensibilità nei confronti del mascolino e del femminile e delle relative differenze si sia decisamente evoluta.